Beh, multiculturale e sono più sì. culture, Sì. interculturale magari che interagiscono. Sì, sì. Si integrano. È E più c'è una differenza multiculturale enorme, che sì. interculturale. I flussi migratori sono sempre esistiti, l'uomo si è sempre spostato. Io nasco come famiglia italiana in Istria, vicino a Capodistria, sono del comune di Pirano, ho frequentato tutte le scuole italiane, pertanto se dovessi scegliere in questa sagoma mi presenterei con la lingua del cuore, l'italiano. Ti poslanci samo pobrali na bojo, nimamo dosti, še zase nimamo, so prišli sem samo, da nam pobirajo. Karikiram, ne? In potem otroci to med sabo izmenjujejo. Melting pot, oppure crogiolo culturale. Vedete la mappa linguistica italiana, già solo questa ci parla delle migrazioni che sono avvenute nel corso degli anni, no? Perché accanto a noi vivevano tutti vicini sloveni che sapevano l'italiano e hanno sempre parlato con noi bambine, io e mia sorella, in lingua italiana. Intercultura. Včasih imate vi med uslužbenci javnega sektorja ljudi, ki mislijo, da je prav asimilatorno prakso, ne? Ker poleg medkulturnosti imamo na drugi strani assimilacijo. Imajo vsi Slovenci, Slovenca te bomo naredili, ne? E un tempo c'è stato proprio questo contatto molto più forte tra gli italiani e gli sloveni di quello che avviene forse oggi. Per questo dopo mi collego allo sport, al gioco, perché io ho sempre pensato che il gioco allo sport è una grande palestra per imparare cittadinanza. Perché se uno vuole giocare deve seguire le regole. Seguire le regole significa poter cominciare a giocare con gli altri. Sono circa 20.000 stranieri a Trieste, 6.000 sono i serbi, 3.000 all'incirca i rumeni e 1.300-1.400 di croati e un migliaio di cinesi che sono qua, attenzione, già dagli anni 80. In kot takšni so bili srednji Evropejci razglašeni za nezaželjene in so bili dolgo časa čefulji. In dolgo časa je v Ameriki, tudi v znanosti, predvsem pa v aktivni politiki, potekala diskusija. Kakšen odnos do prišlekov zavzeti? In to tudi danes v Sloveniji najdete. È molto importante che non pensiamo e non reputiamo che la nostra cultura sia migliore, come ad esempio può succedere molte volte perché dicono sì, la cultura italiana ha tanti secoli e così via. È vero, però tutte le culture hanno delle caratteristiche importanti che devono essere mantenute. Allora Goethe dice che la cultura è una rete di significati, dei modi in cui noi vediamo il mondo. E queste reti sono separate o possono anche a loro volta intrecciarsi fra di loro? Ecco, intercultura è un po' questo. Da un lato le reti, le culture, e dall'altro le interazioni, i modi in cui queste reti possono intrecciarsi. So che esistono stranieri nel nostro territorio e li accettiamo, oppure ci sono, ad esempio a Trieste, ci sono anche gli sloveni, accettiamo il fatto, però non voglio averne a che fare. In verità l'intercultura dovrebbe avere questa connotazione del fatto conosco l'altra cultura e voglio vivere assieme a lei. Da je okolje odprto in potrpežljivo in da je odprt prišlek. Ne? Da če pride do dialoga in vzajemne izmenjave na področjih, kjer smo si podobni, kar smo si pa predvsem, potem lahko pride do ene pozitivne dinamike. Mi è incuriosito subito, quindi... Giusto spaziazione. È su questo che dobbiamo fare il video? Sì. No. Mi piacciono le videocamere, è una cosa generale. Secondo me sta a significare che bisogna avere la mente aperta, vero? Praticamente un giorno qualsiasi, anche se non sai cosa fare, puoi fare grandi cose. Filmato su qualche rivista, non so. Fate vedere le cose. Stiamo pensando come fare ancora, tipo mettere qualcosa così. Se poi mi vuoi fare delle domande più appunto, tipo sì, come la vedo su certe cose, mi chiedi così. È bello anche leggere le cose.
innanzitutto quello di diffondere, di sviluppare una conoscenza diciamo di quali sono gli aspetti della varietà di comunità, di lingua e cultura diversa che vivono appunto su entrambi i lati del confine, e poi attraverso questo tipo di attività che sono appunto rivolte ai giovani, no? Dunque alle scuole, arrivare anche a promuovere una maggiore convivenza, ovvero una migliore convivenza, una cultura di pace anche. Ma in realtà parliamo di rispetto verso l'altro, indipendentemente, no? Abbiamo detto, dal colore della pelle, dal sesso, dal credo religioso. In realtà siamo persone tutti uguali sotto questi aspetti. Questo è importante perché se ci confrontiamo, no? Riusciamo anche a capire l'un l'altro. Non se ne parla tanto, allora abbiamo deciso di proporre un progetto più ampio in cui accanto al tema delle minoranze nazionali del nostro confine abbiamo aggiunto anche la comunità friulana, dunque la lingua friulana, che è una lingua regionale che abbiamo noi nella nostra regione, e poi ovviamente anche il tema delle comunità migranti, che sono le cosiddette nuove minoranze o potenziali nuove minoranze, e dunque abbiamo raccolto tutti questi aspetti legati alla multiculturalità, che sono caratteristiche proprio del territorio di confine tra l'Italia e la Slovenia, e abbiamo dedicato nuovamente il progetto alle scuole, includendo sia le scuole elementari fino poi alle scuole superiori, ovvero anche alle università. Come le nostre conferenze introduttive in cui si informa la popolazione che esistono tutte queste realtà diverse per cultura, per lingua e così avanti. L'obiettivo del lavoro di gruppo di ricerca è di far riflettere i ragazzi proprio attraverso la realizzazione di un progetto di ricerca sui temi legati alla diversità culturale e linguistica del territorio transfrontaliero. L'idea è proprio quella di realizzare una breve ricerca molto semplice, anche su un tema comunque complesso, in tutte le sue fasi. In questo modo i ragazzi anche sperimentano cosa vuol dire fare una ricerca sul territorio di tipo empirico e quantitativo. All'inizio i ragazzi hanno assistito a delle conferenze introduttive. Docenti dell'università hanno presentato questo tema della diversità dai vari punti di vista. In base a queste conferenze introduttive, i ragazzi hanno poi scelto e definito quali saranno i contenuti di questa ricerca. Abbiamo costruito il questionario, l'abbiamo sottoposto ai ragazzi sia della scuola di Carducci, sia alle scuole con lingua di insegnamento italiana in Slovenia. Abbiamo poi inserito i dati in computer, li abbiamo elaborati, abbiamo fatto una prima analisi dei risultati anche in base a dei confronti per età e per scuola. E adesso attualmente stiamo cercando di interpretare questi risultati. Questi risultati sono stati anche presentati graficamente attraverso la creazione dei grafici e adesso stiamo cercando di interpretare e anche di vedere se saremo tanto bravi anche di dare alcune indicazioni o suggerimenti perché questi temi vengano anche affrontati in modo più efficace. Questa attività ha implicato un maggior dispendio di energia rispetto a quello che uno investe nell'ordinaria attività scolastica, però è un investimento a lunga scadenza, a distanza di tempo. Io penso che gli studenti avranno sicuramente un bel ricordo, ma anche un beneficio proprio dal punto di vista culturale. È un progetto molto importante perché oltre al fatto di integrare degli argomenti che trattiamo in classe durante le ore di sociologia, apre anche gli orizzonti in realtà a tutti noi, perché significa collaborare, significa fare attività assieme ad altri ragazzi, altre scuole, conoscere altri contesti, quindi in generale in realtà è un progetto che praticamente è multiculturalità. Una riflessione, come è stata fatta in questo caso,
producendo un questionario, somministrando un questionario, quindi gli studenti sono andati di fronte ad altri studenti a raccontare che cosa avevano intenzione di sapere, l'elaborazione del questionario e poi le considerazioni su come la pensano giovani come quelli che hanno lavorato su questo progetto, diciamo che tutto questo percorso mi pare molto formativo. Perché oltre anche a dei valori che sicuramente stiamo trasmettendo, noi vorremmo anche promuovere un certo tipo di competenze tra i giovani, perché si dice che appunto vivere assieme comunità che sono portatrici di vari interessi, di varie lingue, di varie culture non è sempre facile, come anche voi sapete, per cui bisogna in qualche modo imparare a vivere assieme e questo viene appunto oggi definito come competenze interculturali. Teorica tutte le minoranze possono convivere tra loro se ci si rispetta, perché ogni minoranza ha le proprie differenze religiose, culturali, insomma, se ognuno rispetta le differenze degli altri e non ci si pesta i piedi a vicenda, ben meglio. Io sono qua da 2001, fine 2001, quindi 11 anni. Settembre 2002 più o meno, sono 11 anni quasi. Se sono serbo italiano, international. Perché la possibilità di conoscere culture differenti, proprio culture in senso ampio, lingua, tradizione. Ma è anche una cosa per se stessi, cioè alla fine più robe sai meglio è. Ti avvicini all'altra persona, magari noti che certe sue tradizioni possono magari anche piacerti e magari le adotti. Invece credo che la multiculturalità sia una collaborazione anche delle diverse magari minoranze, anche della popolazione locale che quando interagiscono, e quindi si può parlare anche di interculturalità che è appunto legata alla multiculturalità. Sì, appunto Bevilacqua è Vodopivez, che è stato italianizzato Bevilacqua, ma appunto gente che si ritrova ad avere cognomi che dopo scopre essere della minoranza slovena. Molti cognomi, tipo Yerian o tantissimi altri cognomi che si ritrovano magari, cioè di primo acchito si pensa siano triestini, perché molti cognomi triestini non hanno la vocale finale, e invece dopo si scopre che i progenitori, i bisnonni erano di quelle parti, insomma a livello di cognomi Trieste è una città molto internazionale. Cioè, diciamo che il triestino medio ha una scorzatura. Una volta insomma superate le prime diffidenze diventa una persona molto amichevole, tranquilla, disponibile, però diciamo che di default non ha tutta questa voglia di mescolarsi con le altre culture, questo è il parere da esterno, ecco. Secondo me dal punto di vista dei giovani c'è più apertura, ma perché probabilmente aiuta molto il discorso scolastico. Scusate, oppure il discorso dei ricreatori che permette di mettersi in comunicazione. Un po' di chiusura dagli adulti, secondo me. Fanno pensare, riflettere su quante persone possono avere ancora al giorno d'oggi questi tipi di pregiudizi o discriminazioni. In un certo ambiente, in un certo contesto, si sente parlare di razzismo e discriminazioni. Torno a casa, slavo di merda, sì, dai, sì. Beh, ragazzi qua studiano italiano, però quando tipo aspettiamo il bus, roba così, parliamo italiano, ci guardano un po' male in realtà.
comunque vivendo anche con persone di altre comunità straniere, ci ho visto sta cosa. Ma più che altro non è giusto, cioè è questione di giustizia e basta. Il pregiudizio è tremendo, è sempre in aumento e mi dispiace che sia così perché vorrei fare qualcosa ma sinceramente non so cosa potrei fare. Abbiamo capito che molti ragazzi purtroppo ancora non sanno cosa sia una minoranza, non sanno certe volte neanche che è presente sul territorio e non ne parlano neanche tanto spesso, però comunque abbiamo notato che comunque la maggior parte ne è a conoscenza e ne parla anche. Sì. Abbiamo anche constatato che a scuola l'argomento della minoranza viene più trattato che a casa con gli amici o in generale fuori. Sì, la scuola informa anche, facciamo alcuni progetti dove vengono coinvolte le due minoranze, quindi gli studenti sono informati. Quando siamo in Italia siamo 2 dei tanti, mentre quando veniamo a Capodistria siamo 2 dei pochi, quindi diciamo che forse avranno anche, come ad esempio ci sono determinati diritti per le minoranze, saremo magari anche agevolate, non so, con borse di studio o cose del genere, che in Italia questo non si fa. Non possiamo focalizzarci solo su noi stessi, ma dobbiamo anche ampliare gli orizzonti per accettare che ci sono diverse culture e non essere, non so, per dire, nazionalisti. Sì, le minoranze arricchiscono entrambe le parti, ossia la maggioranza, ma poi anche, diciamo, se fai parte di una minoranza devi capire che anche tu sei importante, che quindi non devi aver paura di parlare nella tua lingua o... Appunto, hai gli stessi diritti. Ma praticamente noi usciamo di casa, abbiamo il cartello Slovenia a 150 metri. L'altro può essere confuso se non è a conoscenza di tutti questi fenomeni e ti potrebbe dire, vabbè, se vivi in Slovenia sei slovena. No, e beh, allora sei italiana, neanche. È disposta a migliorarsi e tenere una visuale più ampia. Che mi ricordo che andavo a tennis fuori a Crevatini proprio e c'erano i confini, no? E la strada più corta era prendere il confine di Crevatini, appunto, però chiudeva alle 8 e il confine non potevi passare oltre. E dovevi fare tutto il giro per Ancarano e dopo, cioè, era più lontano. Sì, ma anch'io abbastanza. penso così, perché ad esempio io ho i nonni a Capodistria e quando magari andavamo di solito la domenica a pranzo ci fermavamo magari d'estate fino alle 9 anche, dopo dovevamo fare, come ha detto lei, tutto il giro di Ancarano e non era, diciamo, molto facile. Non hanno ancora capito che bisognerebbe informarsi sulle diversità e non subito passare ai pregiudizi. Infatti, perché è sbagliato, perché se non sai non puoi permetterti di giudicare, secondo me.